L'attesa sta per concludersi. I parrocchiani di Nozzarego a Santa Margherita Ligure anche quest'anno non celebreranno la Pasqua nella loro chiesa, ma entro aprile dovrebbero arrivare i fondi necessari a completare il quadro economico dell'intervento di messa in sicurezza, che ammonta a complessivi 230.000 euro. Siamo a buon punto, manca poco al traguardo, mancano 39.000 euro e si sta cercando di, entro appunto il prossimo Consiglio Affari Economici, che sarà il 23 di aprile, il giorno di San Giorgio, di poter avere e dare questa notizia, poter arrivare appunto con questo compimento. L'edificio sacro è inagibile dall'agosto del 2022, quando una scossa di terremoto aveva minato la stabilità della volta della chiesa a causa della sua particolare conformazione strutturale. La volta centrale è composta da una parte strutturale rigida in muratura in pietra, e ardesia e mattoni nella parte alta, e l'altra metà della stessa volta invece è in canniccio, sostenuta da canne come dico sempre, da pomodori, canne fluviali, e quindi è altamente alto il rischio di diversa risposta a livello sismico, e questo appunto c'è stato. Raggiunta la cifra necessaria si potrà procedere all'avvio del restauro, che tuttavia non si preannuncia celere. Si lavora sotto questa volta, nell'estradosso della volta, sotto le coperture, quindi temperature molto alte, e il personale, il restauratore nel quale si sta appunto pensando, ha un lavoro estremamente difficile, quindi i tempi si prolungano, siamo in fase estiva e non si può lavorare parecchie ore in quella situazione. Fase invernale potrebbe essere molto più accelerata. Quindi si cercherà entro fine anno, comunque al massimo i primi mesi dell'anno prossimo. Ecco. Quindi possiamo dire che la Pasqua del 2027 potrebbe essere celebrata in chiesa? Quello proprio ce l'auspichiamo tutti, proprio al massimo, ecco.